Per agire hanno aspettato che fosse notte fonda quando all'interno del locale c'era soltanto lo staff intento a fare le pulizie. È l'1:30 di notte quando due banditi armati fanno irruzione nella pizzeria Mistral di via dell'Altopiano a Castelfranco. Alla cassa, vicino all'ingresso, sorprendono il titolare intento a chiudere i conti. Non esitano ad usare la violenza pur di arraffare i soldi. Col passamontagna, uno che aveva la pistola, mi ha puntato la pistola, non gli ha detto niente, e l'altro invece è venuto da qua, mi ha dato un pugno sul volto. Mi avevo a casciare un attimo qua sul bancone e lui mi ha preso i soldi dal cassetto là. La moglie del titolare accenna una reazione vedendo il marito in balia dei criminali, ma viene bloccata subito dal pizzaiolo, anch'egli presente nel locale. Poche frasi in italiano: dacci i soldi, il tempo di raccogliere 1.300 euro dal registratore, poi la fuga precipitosa. Fuori dalla pizzeria i rapinatori sono saliti a bordo di una vecchia Fiat Uno rubata, mezzo che hanno abbandonato a breve distanza e che successivamente è stato rinvenuto dai carabinieri, che ora stanno indagando per risalire all'identità dei due, che a quanto pare si sono espressi in italiano senza nessun tipo di accento. Sono stati acquisiti filmati delle telecamere di sorveglianza piazzati nelle vicinanze. Nonostante le botte ricevute ed il grande spavento, oggi il titolare era al suo posto a guidare la pizzeria Mistral, ma non dimenticherà, certo, facilmente, quanto accaduto. Sotto le feste ti senti sempre di questi furti sulle case, di questi furti un po' dappertutto, però cioè, finché non ti succede sulla propria pelle non te che fa senso.